Sono quotidianamente in strada per i controlli, anche loro esposti al rischio di contagio. Sono i poliziotti che in questi giorni sono impegnati con le pattuglie per controllare e verificare che gli spostamenti dei veneti siano solo per lavoro o stretta necessità. Per questo motivo il sindacato FSP Polizia di Stato di Padova ha inviato una lettera al presidente del Veneto Luca Zaia e all'assessore alla sanità Manuela Lanzarin per chiedere di estendere anche al personale della Polizia di Stato lo screening a campione per verificare o meno la positività al coronavirus. Valutare l'opportunità di estendere i controlli su strada con i tamponi anche agli operatori della polizia che quotidianamente sono impegnati sul territorio perché esposti al rischio, così come altre categorie professionali, se non di più. Questa nota contiene una richiesta della nostra associazione sindacale ed è tesa e finalizzata a in qualche modo impedire che uomini della polizia involontariamente operanti sul territorio possano contribuire ad estendere il diffondersi della malattia e a salvaguardare anche la loro sanità personale e la sicurezza sui luoghi di lavoro. È la categoria, insieme al personale medico, più esposta al rischio di contagio. Sottoponendo i poliziotti al tampone, in particolare quelli in servizio al reparto mobile, volanti, stradale e reparto prevenzione crimine, spiega il sindacato di polizia, si potrà ridurre il rischio che tra di loro si annidi qualche asintomatico che, vista la capacità di contagio del Covid-19, metterebbe letteralmente in ginocchio il sistema di sicurezza della regione.